27 giugno 2003. Muore a Milano Giuseppe Pontigia, scrittore e critico letterario. Dal padre bibliofilo, Pontigia eredita il gusto per la scoperta dell'universo attraverso i libri. Malgrado debba accettare un lavoro in banca per aiutare la famiglia, Pontigia collabora fin dalla sua fondazione nel 1956 con la rivista d'avanguardia Il Verri, diretta da Luciano Anceschi. Nel 1959 pubblica il suo primo romanzo autobiografico, La morte in banca, che la dice tutta sulla sua frustrazione da impiegato. Grazie all'incoraggiamento di Elio Vittorini, lascia la banca, si dedica all'insegnamento serale e collabora con alcune case editrici, Adelphi e Mondadori. Nel 1978 pubblica il romanzo Giocatore invisibile. Fra le sue opere più importanti, La grande sera, con cui vince lo Strega, e Nati due volte, romanzo fortemente autobiografico, con cui ottiene il premio Campiello nel 2001.